Gesù ci va giù pesante con scribi, farisei e dottori della legge. Oggi ammiriamo l'immensa libertà interiore di Gesù che si permette di dire con forza la verità nei confronti di queste persone. Certo, dice la verità con forza, ma sempre nella prospettiva della giustizia e dell'amore di Dio. Attenzione quando la verità, la libertà viene usata da parte nostra come un'arma. Quando la verità non conosce l'amore può diventare pietra che uccide. Ecco, Gesù dice con forza la verità, è così tosto nei confronti dei farisei perché questi hanno la pretesa di essere nel giusto. Loro pensano di essere dei buoni credenti perché sono ligi a delle regole di tipo principalmente cultuale, comportamentale, delle regole che non vanno a toccare il profondo del loro animo, cioè sono ligi al dovere. Ma la vita spirituale non è questione di doveri, è questione di amore. Certo, un amore che deve, ritorniamo a questa parola, deve essere giusto, deve essere equilibrato, deve conoscere anche questi aspetti di giustizia, ma sempre un amore che deve avere la priorità su tutto. Una vita che si poggi unicamente sul senso del dovere è una vita pesante. Oggi proviamo tutte le cose che facciamo per senso del dovere, proviamo a farle per amore e ascoltiamoci, vediamo dentro di noi che cosa inizia a cambiare. La vita spirituale sana, adulta, è quando noi impariamo a fare le cose non più per dovere, ma per amore.